Nel mirino dei finanzieri di Schio una cooperativa, la Mutua Autogestione Logistica per il Veneto, con sede a Vicenza ma con amministratore un professionista di Milano con residenza all'estero. 7 le persone indagate per frode fiscale e bancarotta, tra questi l'amministratore ed un imprenditore, sequestrati beni e conti correnti. Abbiamo sequestrato 2 immobili su Milano e un'autovettura per un valore pari alla cifra del profitto illecito di 800 e passa mila euro. La cooperativa di fatto forniva manodopera per lo più extracomunitaria per i processi produttivi, in particolare ad una ditta di Sandrigo. La Coop batteva ogni anno le voci attive di bilancio esponendo passività per importi di molto superiori alle attività, utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse da una ditta cosiddetta cartiera. In questo modo riusciva ad offrirsi sul mercato a prezzi vantaggiosi, ma sottraendosi di fatto al pagamento dell'IVA. Utilizzava in maniera fraudolenta il credito IVA per compensare le somme dovute a titolo previdenziale ai lavoratori iscritti a loro insaputa come soci alla cooperativa. Un metodo operativo, quello usato dai finanzieri, che in un anno ha consentito risultati importanti. I risultati applicati nell'anno sono di oltre 100 indagati, 112 indagati, di proposte per misure cautelari reali, quindi sequestri patrimoniali per un profitto illecito di ben oltre 30 milioni, cioè 38 milioni di euro.